vita. Abbiamo un ospite che si intende molto di politica a Portogruaro, Renato Stival, di estrazione socialista. Il suo impegno nella recente consigliatura riguardava la lista civica per Angelo Tabaro sindaco. Come vede la politica qui a Portogruaro? Ha sentito cosa ha detto Rodriguez? Tra l'altro la nota ci è arrivata poco prima di andare in onda. La frammentazione del centrodestra è evidente sul fatto che insomma è stato presentato questo esposto contro il comparto Pio X. Beh, diciamo che è talmente evidente che tutti quanti ne parlano e si auspica sia anche il momento per una riflessione e la possibilità di poter fare democrazia anche attraverso le varie opinioni dei singoli. Senta Stivale, da un po' tra l'altro che non intervistiamo, abbiamo interrotto un digiuno che durava da 2-3 anni, insomma rispetto a 2-3 anni fa, come vede la politica a Portogruaro e nel portogruarese? Direi che le frammentazioni non riguardano solo il centrodestra. Assolutamente no, ed è evidente che ci siano delle tensioni in qualsiasi gruppo. Diciamo che rispetto alla domanda che lei mi ha fatto, c'è da dire che i cittadini, ma è agli occhi di tutti, vede la politica portoghese statica almeno da 20 anni. Diciamo che di innovativo non c'è niente. Io credo che nessuno abbia visto qualcosa di nuovo a Portogruaro. Ecco, ma questo qualcosa di nuovo come potrebbe concretizzarsi? Ad esempio, che cosa sta facendo il mondo politico del Veneto orientale per risollevare le sorti del lavoro? Sta andando tutto allo scatafascio e c'è solo qualche eccezione come la Pollins che in qualche modo cerca di fare qualcosa? Sì, certo, c'è qualcuno che cerca di fare qualcosa, evidentemente, ed è agli occhi di tutti, è veramente poco. La situazione congiunturale economica, si sa, è una delle più difficili degli ultimi anni. È vero che Portogruaro e il portoghese, ma Portogruaro in particolare, soffre di tutta una serie di non decisioni fatte negli anni scorsi. A proposito di queste non decisioni, adesso lei mi ha dato un assist perché Summaga resta sempre più isolata. Questo progetto di fare i sottopassi sulle linee ferroviarie, la primavera scorsa una persona per le sbarre abbassate del treno è morta in ambulanza. Non è morta in ambulanza, è morta a casa perché l'ambulanza non è arrivata. Comunque c'è stato un ritardo. Non è arrivata in tempo, esatto, non è arrivata in tempo per soccorrere la povera persona. Sì, questa è l'evidenza che da oltre 20 anni, forse anche più, perché credo che il primo accordo risalga ai primi anni 90, con RFI, che a Portogruaro non si fa niente di nuovo, non c'è niente che viene fatto. Se uno fa la tratta ferroviaria che va da Venezia fino a Portogruaro, vede sottopassi fatti in ogni comune, tranne che in quello di Portogruaro, se non a eccezione di quello di Lison, che lì era una situazione veramente particolare. Tra una settimana verranno firmati gli accordi per i sottopassi di Summaga. Noi abbiamo avvicinato proprio l'assessore alla mobilità regionale che ci parla di questa importante conquista, il servizio. Rispettiamo gli impegni che ci eravamo presi con i cittadini, con le amministrazioni e andiamo avanti. A Portogruaro è andata come le sapete, però la vita continua, la vita amministrativa continua, adesso c'è il commissario, firmiamo con il commissario questo accordo per dar via alla realizzazione di queste promesse che i cittadini aspettano da anni. Entro quanto tempo verranno realizzati i sottopassi a Summaga dalla firma della prossima settimana? Dalla fine della prossima settimana partiranno tutte le procedure, io credo che nel primo semestre del 2010 possano partire anche i cantieri.